Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censura. La tua radio. Senza filtri. va ora in onda Alta Tiratura con Alessandro Gnocchi. Gnocchi, questa è Alta Tiratura su Radio Libertà. Saltiamo la parte che normalmente dedichiamo alle classifiche perché, come avrete capito, d'estate la classifica non è che si muova moltissimo, per cui là in cima troviamo le solite saghe siciliane di cui vi abbiamo parlato nelle settimane precedenti. Passiamo dunque a consigliarvi un libro che racconta una storia estremamente seria ma anche molto divertente e un libro che pur essendo un saggio voi potete tranquillamente leggere sotto l'ombrellone perché è scritto come se fosse un reportage in maniera molto brillante. Il libro si intitola Il Ministero della Guerra Sporca ed è scritto da Damian Lewis, che è un giornalista britannico, e probabilmente è uscito per Neri Pozza, ma probabilmente se avete dei servizi in streaming televisivi avrete visto che esiste anche un film appena uscito con lo stesso titolo, tratto dal libro, e in cui il regista è Guy Ritchie e protagonista è Henry Cavill, che molti ricorderanno nei panni di Superman. Il film è divertente, è un po' meno accurato del libro, però si fa guardare e vi consiglio anche quello. Ma partiamo dal libro, che è ciò che più ci interessa. Che cosa racconta questa storia? Perché il Ministero della Guerra Sporca? In sostanza perché a un certo punto Winston Churchill durante la seconda guerra mondiale si trovò obbligato in sostanza a ordinare una missione coperta, cioè una missione non riconosciuta, non ufficiale, quindi pericolosissima per gli agenti e i militari che ne prendevano parte, i quali rischiavano di essere ammazzati se catturati dai tedeschi e imprigionati se catturati dagli inglesi. Perché nasce questa necessità e come poi viene sviluppata questa operazione che è stata secretata fino alla fine degli anni 90, di cui non si sapeva assolutamente niente. Allora, in sostanza la guerra si mette male, e Hitler è all'apice dei suoi successi, si è appena fatto fare la fotografia sotto la Tour Eiffel, la Francia è crollata in un minuto come gli altri paesi europei e di conseguenza l'Inghilterra è sempre più isolata. L'Inghilterra ha assolutamente bisogno che la rotta tra atlantica che conduce dai porti inglesi a quelli americani sia sicura e invece accade il contrario, cioè i sottomarini tedeschi, i famosi U-boat, sembrano conoscere tutte le mosse e tutte le rotte delle navi inglesi e americane e ne colano a picco un po' troppe. Qual era il punto di partenza degli U-boat tedeschi? Un'operazione di intelligence arrivò a stabilire che questi U-boat erano, come dire, aiutati da l'azione di 3 navi a supporto che erano ancorate nel porto di una piccolissima isola che si chiama Fernando Po. Queste 3 navi ancorate a Fernando Po, 2 erano tedesche, una era italiana, rifornivano in sostanza gli U-boat di carburante e anche di tutto quello che serviva per continuare la navigazione. Diventa quindi fondamentale, visto che gli U-boat sembrano imprendibili, neutralizzare le 3 navi. Ma l'esercito inglese non può attaccare Fernando Po per il semplice motivo che Fernando Po è una colonia spagnola. Quindi se gli inglesi attaccassero
le conseguenze sarebbero imprevedibili e potrebbero addirittura indurre la Spagna a entrare, che come ricordate era neutrale, a entrare nella seconda guerra mondiale a fianco magari dei tedeschi. Di conseguenza bisogna fare, appunto, c'è la necessità di un'azione coperta, segreta, non ufficiale, e Churchill sceglie 5 o 6 personaggi, 5 o 6 militari e agenti segreti che dovranno condurre un finto peschereccio svedese, quindi dovranno anche sapere qualche parola di svedese, un finto peschereccio che partendo dalla Nigeria riesca ad arrivare fino a Fernando Po. Una volta arrivati a Fernando Po, però i 6 non si devono, i 5 non devono affondare le navi, perché non deve sembrare un atto di guerra, devono riuscire a portarle fuori dalla rada senza uccidere nessuno, quindi in pratica devono rubarle. Ora, un conto è rubare un portafogli, ma rubare una nave che è in grado di rifornire un U-boat non è una cosa da poco. I 5 sono aiutati da un basista a Fernando Po e anche da una serie di volontari reclutati sull'isola stessa. In tutto sono una trentina di persone. C'è un presidio tedesco particolarmente agguerrito, perché ovviamente le 3 navi sono fondamentali, e quindi ci vuole anche un'idea per distrarre i tedeschi nella sera in cui verrà compiuta l'azione. Insomma, tutte le condizioni sembrano rendere impossibile questa impresa, a partire dal viaggio, perché condurre un peschereccio, che poi vi spiegherò come è fatto, dalla Nigeria fino a Fernando Po, senza essere fermati, riuscendo a dribblare tutte le navi, sia le proprie, sia le navi inglesi, sia quelle tedesche, non è per niente facile, anzi è ritenuto un successo incredibile anche solo questo. In più la nave era un finto peschereccio, esattamente come nei film di James Bond, era c'erano delle armi camuffate, cioè là dove sembrava che ci fosse il timone, c'era invece un pezzo d'artiglieria, e così altre armi erano nascoste e addirittura c'era una corazza di metallo sotto il legno dello scafo. Cioè, quindi era un peschereccio, ma insomma, per modo di dire, era attrezzato per poter anche sparare qualche colpo efficace. Comunque i nostri 5 riescono incredibilmente ad arrivare vicino a Fernando Po, riescono ad accordarsi sulla sera in cui far sparire le navi, e l'idea per distrarre i tedeschi è la seguente: fare una grandissima festa in onore degli ufficiali tedeschi, festa che poi prosegue per i militari normali nella zona antistante al porto. Quindi, diciamo, quella sera la guardia tedesca è abbassata e incredibilmente i nostri 5, con l'aiuto degli altri che si erano aggiunti volontari, riescono a prendere le navi senza uccidere nessuno e riescono a portarle fuori da Fernando Po, grazie anche all'aiuto di navi trainanti d'appoggio che erano arrivate durante la nottata. E quindi l'impresa riesce incredibilmente. Le 3 navi poi vengono prese in custodia dalla marina militare britannica e i nostri 5 eroi spariscono nel nulla. Naturalmente non è che la cosa va del tutto liscia, perché dopo un po' le notizie iniziano a circolare e su molti giornali europei viene spiegato che appunto la scomparsa delle 3 navi che hanno impedito agli U-boat di coprire le rotte atlantiche, che questa scomparsa è dovuta appunto a un'azione segreta dell'esercito britannico. Ma Churchill ha un'altra idea per mettere a tacere la questione. Si rivolge a un ragazzo che ha dimostrato un grande talento come scrittore, e gli affida una controcampagna di informazione, cioè di disinformazione, ovvero
gli affida una campagna di propaganda nella quale si sostiene che gli inglesi non hanno assolutamente niente a che fare con l'azione che si è compiuta a Fernando Po. Bene, chi è questo signore che viene chiamato appunto per operare quest'opera, questo compito, per fare disinformazione? È un signore che si chiama Ian Fleming, il papà di James Bond, il papà di 007, che è stato appunto uno degli ufficiali che ha seguito questa vicenda, non era in posizioni di particolare rilievo, però aveva preso parte all'organizzazione di questa vicenda e poi soprattutto è stato scelto come l'uomo che dovrà convincere il mondo che gli inglesi a Fernando Po non sono mai andati, anzi non sanno nemmeno dove sia. Naturalmente è inevitabile notare alcuni fatti che riguardano questa operazione e che ricordano alla grande James Bond e 007. Il primo è che questi agenti erano segnati con i numeri contrassegnati da 001, 002 e capiamo quindi da dove è nato 007. E poi anche l'idea dei camuffamenti. Pensate alle macchine di 007, no? Che sembrano delle normali Lamborghini e poi invece, o delle Aston Martin o quello che è, sembrano macchine normali e poi invece hanno una mitragliatrice incorporata, disseminano la strada di chiodi e così via. Anche l'idea di nascondere delle armi dentro un mezzo di trasporto probabilmente nasce nella mente di Fleming anche da questa operazione, perché abbiamo visto che anche la nave su cui andarono i 5 agenti segreti era appunto camuffata da peschereccio, ma non era esattamente un peschereccio. Ma c'è di più, perché secondo molti studiosi di Fleming, il capo di quella missione, che era Gus March Phillips, è 007, è il modello che Fleming ha preso per creare il suo agente segreto. Nel film vedrete alcune scene che vi sembreranno incredibili, ovvero uno dei componenti di questo manipolo di agenti segreti è specializzato nell'uccidere le sue prede facendo il minimo rumore possibile, quindi le ammazza tutte o con l'arco e freccia o con il coltello. Ora, vi sembrerà impossibile, ma quest'uomo è realmente esistito, cioè chi partecipò alla missione, tra coloro che parteciparono, c'era anche questa persona specializzata in uccisioni all'arma bianca e con l'arco. E questa persona non solo diventerà, non solo appunto esisteva, ma diventerà anche uno degli ufficiali più decorati nella storia dell'esercito britannico, delle forze armate britanniche. Quindi insomma una storia veramente incredibile, una storia che è stata, ripeto, coperta da segreto di Stato fino agli anni 90. È un libro e è un film. Ovviamente vi consiglio di leggere il libro perché tutto sommato è più interessante perché ci sono tante notizie in più. E però se avete una sera libera e volete guardare un film, questo film merita di essere visto perché è molto divertente e soprattutto guardatelo pensando che quasi tutto quello che vedete, e per quanto possa sembrare incredibile, è davvero successo. Adesso ci ascoltiamo una canzone di Lou Reed che si intitola Romeo and Juliet. Cambiamo completamente scenario, andiamo nella New York di Lou Reed.
Alta tiratura su Radio Libertà. La settimana scorsa abbiamo fatto una specie di edizione speciale dedicata ai libri politicamente scorretti, cioè come farsi una cultura scorretta e vivere felici. Sono arrivati un sacco di messaggi che ci chiedono di aggiungere qualche titolo e noi lo facciamo più che volentieri. Ne aggiungiamo uno in particolare. È un saggio anche questo di lettura estremamente gradevole, è un saggio di Eduard Limonov, certamente uno degli intellettuali più discussi negli ultimi 30-40 anni, però anche uno dei più interessanti. È diventato famoso per i motivi sbagliati, ovvero per la biografia che gli ha dedicato Emmanuel Carrère. Limonov di Carrère è stato un grande bestseller, probabilmente dipingeva in maniera errata la figura di Limonov, ma fatto sta che quando a Limonov fu chiesto cosa ne pensava del libro, Limonov rispose: non ha capito niente, però gli sono grato perché mi ha reso ricco. Ecco, questo è Eduard Limonov. Limonov è un personaggio incredibile, era nato nel 1943 in una delle città ucraine più contese nella guerra in corso, cioè Kharkiv, e è morto invece poi nel 2020 in seguito a un'operazione chirurgica andata male. Limonov è un autore cosmopolita, in realtà parlava e scriveva perfettamente in 3 lingue, francese, russo e inglese, e ha anche abitato dappertutto, in particolare a New York e a Parigi, dove ha fatto i lavori i più diversi, dal cameriere al giornalista, qualsiasi cosa, anche il modello, qualsiasi cosa gli capitasse sotto mano. Naturalmente la sua passione era sempre stata scrivere e scrive magnificamente in tutte e 3 le lingue. Qualche tempo fa la casa editrice Bietti di Milano ha pubblicato Grande Ospizio Occidentale, che è forse il saggio più impegnato e più divertente scritto da questo incredibile personaggio. Perché Grande Ospizio Occidentale? Il punto di vista il punto di partenza è che l'Europa è stanca, l'Europa non crede più in se stessa, non ha più fiducia nei propri valori e di conseguenza è invecchiata. Inoltre gli europei, ma tutto l'Occidente in realtà, vive in una simulazione di ciò che è la libertà. Potremmo dire che è un universo concentrazionario, ma il lager in cui noi viviamo è estremamente confortevole e noi ci stiamo più che volentieri, e per questo appunto Limonov utilizza la metafora dell'ospizio, l'ospizio dove i vecchi si ritirano negli ultimi anni, circondati, se possono, dall'agio. E ce lo dice Limonov stesso: preferisco quasi far parlare lui, sinceramente, perché è estremamente chiaro ed efficace. In uno dei suoi capolavori, che è Il libro dell'acqua, edito in Italia nel 2004 e purtroppo scomparso dalla circolazione, Limonov, che è una sua autobiografia bellissima, Limonov scriveva: i francesi, i tedeschi, gli americani da tempo non hanno più nessuna energia. Ho avuto molte occasioni per convincermene, non sentono più la vita. Il futuro appartiene ai talebani, ai turchi, basta guardare come se le danno, ai curdi, a tutta questa folla selvaggia di individui sospetti che gli europei disdegnano e non capiscono. L'Europa è già morta, stanca e profondamente cambiata. Perciò tutte quelle splendide fichette di Rue de Petit Musc, dove stavano gli intellettuali all'epoca in cui Limonov era in Francia, è inutile che sbattano le ciglia. Ci vorrebbe un ceceno che gli si infili nelle mutande per insegnar loro a rigar dritto. Ovviamente qui si spinge il pedale del paradosso, e ovviamente Limonov è un grande provocatore, per questo tira fuori delle figure assolutamente
riprovevoli come il terrorista ceceno o addirittura i talebani. È un modo appunto per far capire che in Europa non c'è più vita. Non c'è più vita e appunto e c'è una specie di universo concentrazionario, dove però non ci sono i lager, ci sono dei grandi Luna Park. Le nostre città in effetti sono diventate un po' dei Luna Park per i turisti. E sentite cosa dice Limonov. Dice che appunto l'uomo occidentale è stanco di essere libero e quindi cede volentieri questo fardello, la sua libertà. E dice e lui spiega come viene esercitato il controllo sull'uomo del potere, che può essere un potere statale oppure un potere di organizzazioni sovranazionali o organizzazioni private. Un controllo che non utilizza più la violenza brutale come accade invece, non so, se pensate a un grande romanzo come 1984 di George Orwell. Orwell dice che il totalitarismo è uno stivale che calpesta un volto per sempre. Ecco, dice Limonov, dice Orwell non è più attuale. Adesso siamo passati alla violenza soft, che è il controllo psicologico, il sistema di sorveglianza avanzato, la digitalizzazione liberticida di ogni aspetto dell'esistenza, la sostituzione delle emozioni e delle pulsioni vitali dell'uomo con i succedanei dell'intrattenimento di massa. Cioè ci sta dicendo che noi viviamo in una simulazione della libertà nella quale però ci troviamo bene. Perché? Perché siamo stanchi, perché non crediamo più nella libertà come valore fondante. E queste cose Limonov le ha scritte nel 1988-89, tra parentesi. Vediamo un passaggio tratto dal libro in cui Limonov spiega questo concetto di totalitarismo soft, diciamo così. Se la violenza dura consiste essenzialmente nel reprimere fisicamente l'individuo, al contrario, la violenza morbida si basa sullo sfruttamento delle sue debolezze. La prima, la violenza dura, tende a trasformare il mondo in una cella di massima sicurezza, mentre la seconda mira a fare dell'uomo un animale domestico. Insomma, un regime morbido fa a meno di divise, manganelli e tortura. Attinge dal suo arsenale il falso progetto del benessere materiale, il timore della disoccupazione e della crisi, il timore e la vergogna di essere più povero e quindi meno buono del vicino, e infine la pigrizia. Cioè noi viviamo convinti di essere liberi, invece siamo manipolati da un sistema di potere che ci impone come meta nella vita il benessere materiale e per spaventarci ci sottopone a degli shock economici che sono delle crisi economiche che ci fanno paura, ci fanno temere la disoccupazione, ci fanno temere la possibilità di diventare più poveri. E anche questo è un sistema di controllo. Poi c'è una parte cattivissima contro gli intellettuali, ve la voglio leggere. Sta parlando appunto dell'irregimentazione generale della società. Dice: non darò troppo spazio alla polizia in questo libro. Infatti nei regimi dell'ospizio non polizieschi l'irregimentazione è affare dell'amministrazione, la polizia vera e propria non è più autonoma. Si può dire lo stesso degli intellettuali, derubricati dalla società mediatica. Costoro non costituiscono più una forza indipendente. La funzione di produzione di opinioni prefabbricate è usurpata dai media. Oggi i pensatori non sono più i Voltaire o i Sartre, sono i Patrick Poivre e i Bernard Pivot che sono conduttori televisivi. Gran parte degli intellettuali è riuscita a riciclarsi nella sfera dell'intrattenimento. Avendo scrupolosamente abdicato al proprio compito, formano un gruppo di privilegiati ausiliari, le cui pretese di avere la verità in tasca sono tanto grottesche quanto l'idea di essere rivoluzionari. E voi pensate alle figure
di intellettuale impegnato, ma sarebbe da dire quasi da intellettuale impiegato a sostegno di una parte politica. Pensate alle figure che noi vediamo continuamente proposte dai giornali e poi nei festival letterari e poi in libreria, e pensate se queste figure effettivamente sono figure di rilievo intellettuale, oppure, come dice Limonov, sono semplici, fanno parte del mondo dell'intrattenimento. E questa è una riflessione da porre a chi diciamo ha la possibilità di dare visibilità agli intellettuali, veri o sedicenti. Rimane da notare una cosa, cioè Limonov scrive appunto che viviamo in un confortevole lager, in un ospizio, però Limonov si è fatto una decina di anni di gulag, uno degli ultimi a finire in queste strutture, perché per carità esistono ancora e abbiamo visto come siano utilizzate dal regime russo. Però diciamo che un tempo il gulag era ma adesso sono delle prigioni vere e proprie. Un tempo il gulag era un campo di lavoro con il quale l'economia russa si sosteneva, cioè aveva bisogno della schiavitù, in poche parole, per restare in piedi. E Limonov è uno degli ultimi ad aver fatto questa esperienza doc. È stato mandato in Siberia e c'è rimasto X anni. Le sue posizioni politiche erano quanto mai strane, risulta fondatore di un partito che si chiama Nazional Bolscevico, ovviamente anche questa è una provocazione, e Nazional Bolscevico questo partito aveva come obiettivo primario quello di avere di nuovo una Russia importante e pesante dal punto di vista internazionale, e anche ma senza il ritorno ai valori della tradizione che invece poi Putin sembra avere sposato. E quindi è stato sia oppositore sia sostenitore di Putin a fasi alterne, e diciamo che ha pagato le sue posizioni appunto anche con la dissidenza e con il carcere. Era un personaggio straordinario, è venuto tante volte in Italia, aveva un editore, Sandro Teti, che si è impegnato tantissimo per farlo conoscere. Io ho avuto la sfortuna di incrociarlo, ma non di conoscerlo, però ricordo che una volta ebbi con lui una discussione al telefono dal Kazakistan che fruttò qualche poesia inedita per il giornale. E con questo aneddoto spero che non vi disturbi il fatto che per una volta abbia parlato anche di me, e vi saluto e vi do appuntamento alla prossima settimana.